Padova, insieme a Verona e a brevissimo Venezia, è la prima città in Veneto dove è stato istituito il Centro per la Giustizia Riparativa, un progetto che si è attuato dopo che lo scorso autunno il Comune di Padova ha sottoscritto con il Ministero della Giustizia un protocollo per gestire un centro. Ha una finalità di affiancamento della giustizia penale, non si sostituisce ovviamente alla giustizia penale, interviene con percorsi nuovi di ricostruzione ovviamente tra le parti, autore di reato, vittima e comunità, e quindi la società. In questo ovviamente solo quando c'è la volontà delle parti, di tutte le parti coinvolte, solo per reati meno gravi. Obiettivo abbattere la recidiva. I fondi complessivi destinati alla giustizia riparativa ammontano a circa 14 milioni di euro e mezzo. Il fondo è stato istituito dalla legge 150 del 2022. Alla giustizia riparativa possono avere accesso anche casi che non necessariamente hanno un risvolto penale. Sono infatti molti i casi di cittadini che affrontano delle liti, spesso sono liti che avvengono su livello condominiale, ma sono anche liti che avvengono nel contesto scolastico o in altri contesti. Ecco, ci importa cosa quei cittadini hanno da dire, come si sentono quando si sentono di subire un danno. La loro voce va presa in carico, va ascoltata da mediatori esperti e interroghiamo anche chi ha agito quel danno nel tentativo di responsabilizzarla e ripagare nei confronti non solo della persona che si è sentita lesa, ma di tutta la comunità. Figura centrale della giustizia riparativa è il mediatore penale, 6 quelli iscritti nel registro ministeriale che sono operativi a Padova. Il comune è affiancato nella gestione del centro dalla cooperativa sociale La Ginestra. Il mediatore accompagna le parti, lavora sotto un aspetto emotivo delle persone, sulle emozioni che ha provato, infatti è un modello umanistico, e poi sui valori che sono stati intaccati da un fatto di reato.